Bene, abbiamo incontrato Claudio De Stefani, Eventi. In questo momento Claudio, non solo in questo momento ma già da 60 giorni, gli assemblamenti, gli eventi non si possono fare, le partite IVA sono chiuse ma non sono chiuse per quanto riguarda le tasse, sono chiuse soltanto per l'attività. Come stai vivendo in questo momento? Diciamo che se guardiamo avanti non c'è tanta luce. Il nostro settore è stato il primo a doversi fermare, come i teatri, come i cinema, come le fiere che abbiamo dovuto sospendere. Il problema è che a tutt'oggi non c'è nessuno, e parlo a tutti i livelli, che ci possa dare delle indicazioni per capire quando e se, a che condizioni poter ripartire, che normative dovremmo attuare. Già prima, per organizzare un evento, le problematiche erano molte. Adesso io non oso pensare a cosa ci imporranno per poter fare degli eventi dove ci saranno agglomerati di persone. Secondo te sono decisioni prese con cognizione di causa o solo decisioni prese con tanta gente che parla ma senza cognizione di causa? Secondo me c'è tanta confusione. Vero è che a tutti i livelli, ripeto, chiaramente nessuno si assume le responsabilità per manifestazioni di questo tipo e quindi secondo me c'è non dico un passaparola, un demandare. Di sicuro, e mi metto nei panni di chi deve decidere, non credo che siano soluzioni facili da prendere, lo dico contro gli interessi di tutti. È facile criticare, è altrettanto vero che noi siamo fermi, e uso questo termine per non usarne altri. Claudio, io spero di vederti su un palco, di incontrarci su un palco a breve per poter ricominciare a socializzare, perché se andiamo avanti così la socialità va a morire, cioè ognuno per conto suo, non ci si riconosce più, non ci si vede più in faccia, non ci si abbraccia, non ci si dà le mani e così non è un mondo che potremmo vivere naturalmente. Sai, lo spettacolo è sempre stato visto come un momento di divertimento, ma è altrettanto vero che questa aggregazione ha bisogno, necessita, soprattutto dopo un momento come questo, e mi permetto di chiudere, non tanto il sottoscritto, ma come tutti i lavori, c'è una filiera dietro. Tu pensa a chi monta palchi, chi mette sedie, luci, audio, i facchini, gli artisti stessi. Io in questi mesi ne ho sentiti tantissimi e sono tutti disperati perché chiaramente anche loro non vedono luce. Grazie Claudio, io spero di incontrarti presto. Ciao, arrivederci. Grazie.